Un albero monumentale è caduto piombando su un'auto parcheggiata sfondandola. Solo per puro caso il proprietario non era a bordo. È successo in pieno giorno a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, in un momento in cui la zona a ridosso di Piazza Giorgione era molto affollata anche per via del mercato rionale. La pianta, un Sephora del Giappone, era alta una quindicina di metri e di notevole pregio botanico. Sulle responsabilità sono stati avviati gli accertamenti da parte dell'amministrazione comunale, a spiegarlo il sindaco. È caduto un albero in un'area privata ad uso pubblico e quindi non abbiamo competenza, non abbiamo responsabilità dirette su quel tipo di area. Stiamo facendo degli approfondimenti, chiamiamole delle indagini, fra virgolette, in modo da capire quali sono state le cause di questo schianto, perché tecnicamente si chiama così, ed eventuali responsabilità. Anche perché comunque insomma è una zona che in quel momento era particolarmente frequentata se non sbaglio e comunque insomma si tratta di un albero di grandi dimensioni, no? Sembra di sì, personalmente non ho visto, non devo ancora andare in sopralluogo. Ribadisco che stiamo facendo le verifiche del caso. Noi come amministrazione comunale abbiamo un censimento del nostro patrimonio arboreo che ci ha consentito anche di intervenire su alcune piante che dovevano in qualche modo essere tagliate. Abbiamo avuto uno schianto anche su proprietà pubblica e ci sono qualche volta del patrimonio arboreo rispetto al quale bisognerebbe intervenire preventivamente tagliando. Sappiamo quanto sia sensibile oggi il tema degli alberi da tagliare, questo deve essere un momento in cui si fanno degli approfondimenti sia parte pubblica che parte privata, che se laddove ci sia un pericolo l'albero debba essere tagliato, bisogna tagliarlo.